Nuovo anno, ma le proteste non cambiano. Il movimento 9 dicembre, il movimento dei forconi, continua la sua battaglia anche se sembrano accentuarsi le divisioni. Alla manifestazione prevista per dopodomani, giovedì 9 gennaio, a Venezia, non ci saranno tutti. Il presidio mestrino, trasferitosi in piazzetta Pellicani per essere più centrale e più vicino alla gente, non ci sarà. Quelli che praticamente faranno la manifestazione del 9 gennaio sono gli stessi che avevano indetto la manifestazione a Roma del 18. Noi già al tempo abbiamo preso le distanze e le prendiamo anche questa volta le distanze da questo movimento, cui su alcuni punti non ci troviamo d'accordo, no? Sono le motivazioni sono le stesse, è il modo di agire che non ci troviamo d'accordo. La loro scelta è invece più legata agli aspetti sociali, come la richiesta di udienza al Papa, e temono infiltrazioni di altro genere che potrebbero, dicono, vanificare il lavoro dei movimenti stessi. Il 9 gennaio non ci saranno, ma i tempi potrebbero essere presto maturi per un'inversione di rotta. Tutto dipende se il governo risponderà entro il 21 gennaio al documento in 6 punti inviato dal comitato. Se dopo il governo non risponde e non troviamo un accordo su queste cose, il 21 a quel punto agiremo come ognuno penserà, ogni presidio penserà come agire, però non staremo fermi, non ci saranno i soliti blocchi, le cose saranno molto pesanti. 6 punti in cui si chiedeva tra le varie cose la sospensione immediata di tutte le procedure esecutive di qualsiasi origine, l'istituzione di un fondo di garanzia, la riduzione del costo del carburante per uso professionale, la tutela del Made in Italy. La prossima settimana, il 14-16 gennaio, disponibilità della sala permettendo, si ritroveranno i leader di tutti i presidi e in quell'occasione Verranno rese pubbliche e diremo i posti, i luoghi dove andremo ad agire. forti del supporto della gente, i presidi si preparano all'azione di forza. Siamo noi a tenere tranquilla la gente è molto più arrabbiata di noi, loro vorrebbero andare non solo nelle strade, vorrebbero fare degli atti molto più forti di quello che noi vorremmo fare, ma siamo arrivati a un punto che purtroppo dobbiamo ascoltare la gente e perciò quello che succederà vedremo.